Un uomo erudito, eclettico e mai dimentico delle proprie origini contadine. Così ci viene descritto Monsignor Antonio Niero, una delle figure più importanti per la città e la Chiesa di Venezia. Scomparso lunedì a 85 anni all'ospedale civile, dove era ricoverato da alcuni giorni, Monsignor Niero era nato a Borbiago di Mira nel 24, diventato sacerdote nel 48, cominciò subito ad insegnare al seminario patriarcale, dove rimase per mezzo secolo. Monsignor Giuseppe Camilotto era un suo alunno. Sapeva unire la sua cultura con anche aggiornamenti, con tentativi proprio di metterci a contatto con diverse cose anche dell'epoca, non so, in greco, anche cantare Volare in greco. Accurato studioso della storia, della cultura, dell'arte e delle tradizioni della Chiesa veneziana e del territorio veneto, Monsignor Niero fu per molti anni canonico penitenziario di San Marco, ma anche bibliotecario e conservatore della Pinacoteca Manfrediniana, membro della Commissione diocesana di Arte Sacra e cappellano di Sua Santità. Di lui si contano numerosissime pubblicazioni di carattere storico, culturale, spirituale e artistico, incentrate sulla Chiesa e sulla città di Venezia, ma anche sulle tradizioni religiose e popolari del Veneto. Uno dei suoi doni più grandi era la straordinaria memoria. Anche qui in Basilica, per esempio, c'è stato un battesimo e erano austriaci o germanici, mi hanno dato un nome di un santo che non ricordo neanche più. E ho detto, ma che santo è? Una scheda. Da capo a fondo lui diceva le conoscenze allora, dell'arte, della storia e dei santi. La geografia è stata, erano i suoi pezzi grossi